Monster Frozen è il nome che ho dato a questa sfida, ovvero proprio quella di correre nel luogo abitato più freddo del mondo, nel periodo più freddo dell'anno, 20 gennaio 2019, 39 km in 3 ore e 54 minuti a una temperatura di meno 52,6 gradi sotto lo zero. Una cosa mai fatta prima, neanche la scienza sapeva se potesse essere possibile. Le grandi problematiche, quella della respirazione con questa aria congelata e l'abbigliamento che non esiste, quindi tutto studiato appositamente, tutto creato ex novo per affrontare questa sfida portata a casa con un grandissimo risultato. Una grande responsabilità e un onore quella di correre con la maglia Cremisi della Polizia di Stato, del gruppo sportivo Fiamme Oro, in questo caso di Padova, sezione atletica leggera. È un grande onore, ripeto, perché portare in giro i colori dell'Italia e della Polizia è sempre qualcosa di fantastico. Sul territorio siamo attivissimi, per noi prioritario dare un'educazione ai nostri giovani che spesso purtroppo mancano di modelli o mancano di obiettivi chiari da raggiungere. Lo sport aiuta a fare questo, lo sport aiuta a rispettare le regole che vengono scritte, se vogliamo, dai regolamenti sportivi, ma poi anche regole che i ragazzi imparano da soli perché fanno esperienza sulla loro pelle. La prossima sfida comunque deve mantenere un livello delle precedenti e quindi dopo il grande freddo, dopo la grande quota, dopo il grande caldo, stiamo lavorando a un nuovo progetto per l'estate 2020, ancora non annunciamo niente, ma spero sia qualcosa di interessante per tutti e sempre molto affascinante.